Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario, la cronaca. Si stanno registrando anche in quest'ultimo periodo, nell'ambito di vari comuni del veneziano, vari episodi di truffe, in particolare le fasce deboli con diverse tecniche, come ad esempio quella del finto carabiniere che contatta l'anziano a seguito dell'incidente di un parente stretto, del finto impiegato del gas, dell'acqua o dell'energia elettrica. Nell'immediatezza dei fatti, i carabinieri sottolineano che è molto importante chiamare il 112, non omettendo gli elementi utili da segnalare per un intervento dei militari dell'Arma. Potete leggere le tecniche utilizzate dai truffatori e i consigli utili per difendersi nel nostro sito notiziaplus.it. Cambiamo argomento. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, e l'assessore alle politiche sociali Deborah Gonella hanno incontrato questa mattina la famiglia beneficiaria del primo assegno alla natalità per l'anno 2023. Si tratta dei signori Thomas Verona e Jenny Basso, genitori di Liam. Il piccolo jesolano è stato infatti il primo jesolano appunto nato nel 2022. L'avviso pubblico per l'assegnazione del contributo è stato introdotto nel 2022 per tutti i bambini residenti sul territorio comunale, nati o adottati nel corso del 2021. Quest'anno l'assegno, pari a 480 euro a famiglia, ha coinvolto i bambini nati e adottati nel 2022. Il Comune ha accolto 147 domande per un'erogazione complessiva di 70.560 euro di contributo. Rubelli è diventato partner del progetto Scuole Veneto Istria per il patrimonio culturale della Serenissima. La conferma è giunta nella persona del CIO Niccolò Favaretto Rubelli, che ha detto di essere felice di partecipare a questo progetto. Gli studenti dell'istituto Engim Turazza di Treviso, guidati dal direttore e dai docenti del laboratorio moda, realizzeranno 2 abiti donna-uomo secondo lo stile del Settecento veneziano. Le opere saranno presentate l'8 ottobre 2024 presso il Consiglio regionale del Veneto in occasione della firma del gemellaggio con le scuole venete di Engim e quelle istriane di Rovigno e Pola dell'Unione Italiana. Passiamo al meteo. Il meteo regionale segnala fino a domani mercoledì 28 febbraio una fase prolungata di precipitazioni estese e persistenti, associate a un flusso umido da sud-sud-est in quota. Per la giornata odierna, martedì 27 febbraio, si prevede di registrare la fase più intensa. Le zone interessate dagli accumuli di precipitazione più consistenti, da abbondanti a molto abbondanti, saranno le zone prealpine e pedemontane, ma anche sulla pianura i quantitativi saranno, quantomeno previsti, significativi. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.